Ieri è andato il suo vice Paro a fare la conferenza stampa, perciò si sente di dire qualcosa anche lei? No, cioè, ma ti pare, anzi, Paro, cioè mi pare pure che Paro ha detto parole paro a quelle che avrei parlato io, cioè Paro, noi non siamo state a pari, cioè abbiamo preso due peri, però ecco mi pare che io non paro, cioè ti sembra che io paro, a massimo paro pare parolo, pare paredes, pare parola, io a massimo paro suo pare, speravo almeno in un pari. E invece mister, volevo chiederle, eravamo rimasti un po' alla partita dell'andata, il ritorno ha riportato un po' tutti coi piedi per terra, è stato inarrivabile per il suo Verona ieri. No. Cioè sì, c'è poco da dire, loro superiori, cioè loro hanno giocatori forti, vero, cioè loro solo con sua panchina noi può fare squadra titolare, è come se tu provi a invitare Bella Stroppa, top manager in carriera, una che cioè, si è fatta da sola, una con due balle così, cioè una con carattere come camionara e fascino come fotomodella, no? Però tu provi, no? A dare appuntamento e lei accetta appuntamento con te. Cioè, allora tu non credi, allora tu vai appuntamento, porti lei a Bar da Onto, che tra l'altro a venerdì fanno anche karaoke con buffet offerto, e tutto va bene, cioè tu sembra che tu piaci a lei, no? Lei ti dà anche il suo numero di cellulare, tutto bello, passi bella serata, poi tu accompagni lei a casa, no? Con tuo Palio Weekend, e prima che lei va a sua casa, lei ti dà bacio a trivella. Veramente, cioè tu non credi neanche che sia vero, tu hai sgrisoli di pelle di oca, hai sgrisoli dietro a copino, cioè tu sei a settimo cielo, torni a casa con tuo Palo Weekend, musica a chiodo, gonfio fuori da bravo, musica a chiodo, e pensi già a futuro, pensi già a quando lei ti aprirà le porte di sua casa per invitare te a cena, no? Tu immagini già tu, lei, Duffioi e Cagneto come quello di carta igienica, no? È su più bello che stai a fare sogni, pling, suona cellulare, messaggio. Tu dici è lei, allora tu fermi per leggere bene, no? Pensi a bacino di buonanotte, no? Certo. E pici, poci, cose così. Invece è lei che scrive, meglio che non ti fai troppe illusioni e castelli in aria. No. Bacio a trivella è stato un mio errore. No. Avevo bevuto 2 gotti, scusa ma non ci sarà prossima volta. No, sei anche bel butel, ma io frequento Siorete con macchinoni, no, piuttosto che con Palio Weekend. Buonanotte al suonatori. Allora tu resti deluso come bambino che vola via ballonsin, come piccola fiammiferaia che attacca ultimo fulminante, cioè veramente tu resti deluso come quando sputtani scheia gratis e vinci un ciccio, hai capito? Cioè, allora torni a casa con rece basse, lavi i denti e vai in branda. Allora morale qual è? Se sei pitocco, meglio che non fai troppe illusioni con Sioretta. Anche se lei ha dato un bacio a te a trivella, piuttosto di niente è meglio che piuttosto. Va bene, cioè, che questo saggezza. È quello che pare a me, pare anche a Paro. Manca solo una cosa. Bella Stroppa. Grazie mister. Grazie mister, in bocca al lupo per le prossime. Grazie, ciao. In collaborazione con Busetta e Boton, le ricette de Menona, bontà della tradizione veneta. Mototaxi, i fattorini di Verona. Molin Auto, Massimo Zaglia Autospurghi.